Effettivamente questo posto ha un che di misterioso. Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo in un piccolo paesino che si chiama Pedeguarda, nelle Prealpi Trevigiane, e si trova fra Follina e Pieve di Soligo. Ci troviamo presso la chiesa di San Nicolò, dove c'è praticamente l'unico parcheggio possibile. Il nostro obiettivo di oggi è un posto un po' misterioso che si chiama Busa Scalona. Lo scopriremo assieme. Andremo a fare un percorso ad anello abbastanza breve che avrà come punto più alto e più importante la Croce della Brustolina. Cominceremo facendo un tratto di strada provinciale un po' trafficata, ma per fortuna c'è un bel marciapiede. Eccoci qui, alle mie spalle parte il sentiero con questi tronchi in legno trasversali inconfondibili che porta alla Busa Scalona. Attenzione perché non c'è nessuna indicazione in loco, bisogna fare riferimento ai punti intorno. È comunque circa 250 metri dall'inizio di via Marzolle. Eccoci arrivati alla Busa Scalona. Attenzione, per quanto il giro di oggi sia estremamente semplice e quindi turistico, non le ho affatto questo breve tratto che è molto ripido in salita e scosceso quando si torna indietro. E qui bisogna stare attenti perché si scende giù a precipizio o quasi. Effettivamente questo posto ha un che di misterioso.
Eccoci tornati sulla strada asfaltata via Marzolle. Questo tratto che sale la Busa Scalona è al limite degli escursionisti esperti e quando si arriva alla Busa bisogna stare molto attenti perché è tutto argilla e quindi molto scivoloso. E adesso continuiamo per il nostro anello di oggi. Dopo aver percorso circa 1,5 km su via Marzolle, troviamo questo cartello che indica il Sentiero degli Alpini, un percorso ad anello. E infatti noi andiamo a sinistra da quella parte e poi torneremo sempre per via Marzolle da questa parte qui. Roy? Eccoci qui, siamo sbucati sulla strada asfaltata di Farrò. Adesso giriamo a destra da quella parte, ne faremo un pezzo e poi gireremo ancora a destra. Abbiamo fatto meno di 2 km sulla strada asfaltata di Farrò. Adesso bisogna entrare qui a destra, non ci sono indicazioni, dovete vedere la traccia GPX, c'è una strada di campagna che porta a una casa e poi continua e questa si chiama Costa Longa. Siamo in un tratto del percorso che è completamente privo di segnaletica. Qui bisogna girare a destra e dirigersi verso questo casolare.
Eccoci arrivati al punto più alto del nostro itinerario di oggi, e cioè la Croce della Brustolina, che sta lungo la Costa Longa. Adesso proseguiamo dritti da quella parte e manca poco a chiudere il nostro anello. Eccoci qui, siamo tornati al bivio di questa mattina. Non siamo tornati proprio per la strada di Via Marzolle, abbiamo tagliato qui lungo il pendio, ma comunque abbiamo chiuso l'anello. Il percorso è stato veramente molto semplice e anche piuttosto breve. Attenzione però alla mancanza totale di segnalazioni nella seconda parte. Adesso basta ripercorrere il percorso dell'andata, adesso basta ripercorrere la strada dell'andata e si torna al punto di partenza. Bene, noi ci salutiamo qui. Se vi è piaciuto, iscrivetevi. Bene, noi ci salutiamo qui. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Antelacus Outdoors. Vi lasciamo in descrizione la traccia GPX. Grazie e alla prossima escursione con Antelacus.